Assessore, oggi si scende in piazza qui presso il Comitato Fontanelle, si incontrano le persone del quartiere per il progetto Nipoti Digitali Io Non Ci Casco. Anche oggi continuiamo il nostro tour grazie all'ospitalità del comitato di quartiere di Fontanelle, che comunque è un comitato attivo, presente, sempre disponibile a questo tipo di iniziative, e a cui va il nostro ringraziamento. E anche in questa occasione abbiamo la presenza delle forze dell'ordine, dei carabinieri e della polizia postale, che stanno dando i consigli utili alle persone presenti, agli anziani. Non abbiamo moltissimi giovani in questa occasione, ma il contest dei Nipoti Digitali continua, perché è il contest di quest'anno, dove i ragazzi danno il proprio contributo ai nonnini per evitare questo odioso fenomeno delle truffe agli anziani. Quali istanze stanno arrivando? Stanno arrivando tantissimi video e vocali da parte dei giovani. C'è una sensazione bellissima che stiamo respirando di collettività generale, dove con i ragazzi non si sbaglia mai, cioè sono veramente bravi, perché stanno mandando e lanciando una serie di messaggi positivi ai nonnini, messaggi positivi e video che verranno poi premiati nel Io Non Ci Casco a Natale. Ma devo dire che c'è una città, soprattutto gli istituti comprensivi, un grande lavoro che si sta facendo grazie al corpo docente, ai presidi, alla disponibilità del provveditorato, e devo dire che i risultati di questa nuova iniziativa che il Comune di Agrigento con l'assessorato politiche e sociali ha voluto portare avanti sta dando delle belle soddisfazioni. Sì, oggi siamo al Comitato di Fontanelle, dove esiste una realtà di comunità e dove le persone possono comunque confrontarsi e scambiarsi le informazioni, anche presentare i propri problemi e parlarne insieme. C'è un punto, esiste uno spazio, un punto di riferimento. Noi siamo lieti oggi di essere qui, di poter parlare delle attività inerenti al progetto per la prevenzione delle truffe agli anziani. E ci sono diversi anziani e c'è qualche nipote che partecipa oggi all'incontro. Sicuramente queste realtà aiutano pure gli anziani a sentirsi protetti e quindi a poter trovare le giuste informazioni per evitare situazioni incresciose come quelle delle truffe. Come valuta questa iniziativa del Comune che scende in questo caso in città, nei quartieri, per parlare di un problema così importante che è quello della sicurezza verso le persone anziane? Noi come comitato di quartiere per statuto non abbiamo solo l'aggregazione o l'organizzare feste. Per noi il senso del comitato di quartiere va sintetizzato nella crescita di un quartiere. Anche questi sono eventi che aiutano la crescita di un quartiere, soprattutto che rafforza un quartiere, che è di aiuto agli abitanti del nostro quartiere. Quando c'è stata proposta abbiamo accolto con molto favore questo tipo di formazione, questo tipo di momento di crescita collettiva di una società che comunque sta invecchiando, comunque aumentano gli anziani nel quartiere, di conseguenza bisogna anche saperli tutelare, soprattutto aiutarli ad autotutelarsi. È a conoscenza di qualche caso che è venuto già a Fontanelle? Allora, ovviamente ci sono dei casi che sono già successi, ma di questo se ne occupano le forze competenti. Il nostro ruolo oggi vuole essere quello di supporto alle forze competenti, non vogliamo sostituirci a nessuno, anzi vogliamo agevolare, vogliamo contribuire affinché i messaggi vengano diffusi e vengano percepiti dagli abitanti del quartiere. Signora Michela, cosa ne pensa di questa iniziativa del Comune di Agrigento in merito alle truffe agli anziani nipoti digitali? E con il suo parere? Ma dico che specialmente di questi tempi avrebbero dovuto farlo anche prima, visto quello che succede giornalmente. Ecco, lei ha preso dei consigli utili da questa riunione? Senz'altro, certo. Mi auguro soltanto di ricordarmi tutto quello che ho appreso stasera speriamo di non averne bisogno di doverlo mettere in pratica, ovviamente. Le è mai successo qualcosa? No, a me qualche telefonata strana? No, grazie a Dio no. E non mi vergognerei a dirlo se mi fosse successo, quindi no, niente del genere.